Il ristorante Due Marmocchie ormai è diventato il luogo di elezione per la CA Montemurlo, che anche in questo 2016 si è ritrovata in una domenica soleggiata per fare un po' il punto della situazione, per capire quanti soldi erano stati raccolti per donare poi alla fondazione della Cure to Children, questa associazione che va a curare i ragazzi proprio nel luogo dove si trovano per cercare di non sradicarli dalla loro abitazione, e per ritrovarsi insieme ad amici e a sostenitori della CA Montemurlo. Negli anni Mauronesi ha stretto grandi amicizie con tanti atleti che più volte si sono visti protagonisti anche della cronocoppie, che quest'anno non si è tenuta ma sicuramente ha già dato appuntamento per quanto riguarda il 2016. Infatti erano presenti Leonardo Giordani, l'ex campione del mondo, insieme anche al direttore sportivo del team Franco Ballerini Andrea Bardelli, insieme anche a Cristian Pucci, che con la CP85 dà l'abbigliamento per quanto riguarda la CA Montemurlo. Importanti poi sono anche altri sponsor per quanto riguarda la squadra, come il Professione Pastaio e la Central Gomma. Tante persone che sono intervenute al ristorante Due Marmocchie. Andiamo a sentire alcuni protagonisti. Tra le tante personalità presenti questa giornata della CA Montemurlo, Leonardo Giordani è un amico, anche lui della CA Montemurlo, l'abbiamo visto più volte impegnato anche con il figlio nella cronocoppie. Questa è una giornata per ritrovarsi e per stare insieme. Sì, sono tanti anni che vengo a questo pranzo e alle manifestazioni che organizza il Nesi, e anche oggi siamo qui a contare il raccolto dei fondi per questa manifestazione, per la Cure to Children. Stiamo a festeggiare gli atleti della CA Montemurlo, quindi sono qui in compagnia, e passare una domenica con voi, con tutti gli amici ciclisti, mi fa sempre piacere. Anche perché, diciamo, Leonardo, una volta sceso di bicicletta dal mondo agonistico, è comunque rimasto nel mondo del ciclismo per quanto riguarda la sua attività. Lo scorso anno, mi pare, proprio in occasione di questo pranzo, parlavamo di un progetto che ti coinvolgeva, che comunque ti vedeva impegnato. Come va la tua attività? Sì, sono abbastanza contento della mia attività. Io mi occupo di biomeccanica e allenamento, quindi di preparazioni specifiche per il ciclisti di tutti i tipi, quindi ho a che fare molto con i ciclamatori e anche i giovani ragazzi, quindi la mia passione è questa, e rimanerci nel settore mi gratifica tanto. Andrea Bardelli, direttore sportivo del team Franco Ballerini, un'amicizia che vi lega a Mauronesi e alla CA Montemurlo. Sì, sono diversi anni, già da quando Mauro ha organizzato anche le gare giovanili, il Giro della Toscana Juniores, quindi è una persona che nel ciclismo si dà da fare a 360 gradi e meritava la presenza nostra. Voi ormai siete in fase di preparazione piena. Cosa prevede la stagione 2016 per il team Franco Ballerini? Prevede un programma intenso, 2 o 3 giri a tappe, le gare nazionali, internazionali. Puntiamo molto su questa squadra e abbiamo cercato di fare un passo in avanti dopo le 9 vittorie dell'anno scorso, e vediamo se ci riusciamo. Cristian Pucci, per la CP85, una delle società che voi vestite è proprio la CA Montemurlo, un bel veicolo per voi. Sì, assolutamente sì. Poi noi Mauronesi lo conosciamo da una vita e lo abbiamo vestito da tantissimi anni, quindi siamo onorati e soddisfatti di essere ancora al suo fianco, e ringraziamo anche lui per veicolare il nostro nuovo marchio, che è CP85. La CP85 è un po' un marchio nuovo nel panorama ciclistico, però diciamo che per quanto è giovane l'età si è già fatta conoscere un bel po' in tutto il panorama, non solo quello amatoriale. Sì, noi abbiamo anche un team Under 23 che quest'anno si chiamerà Figros CP85 Bikewear, e quindi ci stiamo allargando un po' su tutti i fronti, amatoriale, dilettantistico, quindi ci stiamo impegnando, siamo al 3° anno e devo dire che siamo contenti. Un marchio giovane che però in un certo senso ha capito qual è la direzione da prendere, perché i vostri testimoni, diciamoci la verità, non sono persone comuni. No, non sono persone comuni, anzi sono grandi campioni del passato, uno un po' più del passato, uno un po' più recente, e sono Michele Bartoli e Alessandro Petacchi, che si è aggiunto adesso, e quindi siamo onorati di averli al nostro fianco come tester e come collaboratori, quindi loro ci danno una mano nello sviluppo dei modelli, nella prova dei tessuti, dei fondelli, quindi è veramente un onore per noi averli al nostro fianco. Quanto è importante avere l'apporto di
coloro che sono stati in bici praticamente per tutta la vita e riportarli poi nel vostro lavoro, è fondamentale. È fondamentale, ma non solo, perché noi stiamo attenti anche ai consigli che ci danno gli amatori stessi, che poi alla fine devono acquistare il materiale, quindi siamo aperti a tutti i consigli perché è importantissimo. Noi abbiamo un'esperienza alle nostre spalle, Michele Bartoli e Petacchi ancora di più, perché loro hanno fatto il loro lavoro, è stato fare i ciclisti, però anche quello che ci dice la Scia Montemurlo come altre clientele è importantissimo, quindi cerchiamo sempre di condensare tutto quello che ci viene detto e poi lo ributtiamo sul mercato e sulla produzione, quindi abbiamo gli occhi aperti e le orecchie tese per tutti. La Scia Montemurlo fa parte ovviamente del circuito WISP, infatti non sono mancati alla giornata la presidente della WISP di Prato Arianna Nerini, così come era presente Giampaolo Mancini, il presidente per quanto riguarda il ciclismo del comitato pratese, e era presente anche Andrea Signori come rappresentante della squadra di calcetto, perché la Scia Montemurlo non è solo ciclismo ma è anche questa squadra di calcetto che ha un po' una simbiosi insieme al ciclismo, quello che riguarda il movimento, lo dover stare insieme è sicuramente cosa gradita alla Scia Montemurlo, e che quindi ha questa doppia squadra che si fa notare per il territorio. Un ringraziamento anche per quanto riguarda la Scia Montemurlo all'Autofficina Stile, all'immagine fiorista Enzo Gazzari, all'abbigliamento CP85. Il 2015 è stato un anno un po' particolare per quanto riguarda la Scia Montemurlo, che infatti non ha tenuto la classica cronocoppie, che era un po' l'appuntamento di punta per l'aspetto organizzativo, perché appunto è venuto a mancare un loro atleta, Luca Castagnoli. A questo proposito nel 2016 e a partire dal 2016, d'accordo anche con la famiglia di Luca, tutte le gare che verranno organizzate dalla Scia Montemurlo saranno proprio intitolate alla memoria di Luca Castagnoli. Andiamo adesso a sentire le voci degli esponenti della WISP. Arianna Nerini, presidente della WISP di Prato. La Scia Montemurlo è sicuramente uno dei fiori all'occhiello per la vostra federazione. Sì, assolutamente. La Scia Montemurlo è una delle società appunto con la quale facciamo tanta attività. Speriamo il prossimo anno, appunto, facendo anche il campionato provinciale e anche la crono a coppie, di fare poi anche altre cose, di modo che insomma questo connubio sia sempre più stretto. Anche perché oltre, già l'abbiamo detto anche con Mancini, la Scia Montemurlo, oltre ad avere una società, ad avere un'attività organizzativa, ha anche questa ottica sociale, di solidarietà, che non è da trascurare. Assolutamente no. La WISP è anche un'associazione di promozione sociale, quindi cerca nel suo piccolo grande di far fare attività a tutti, e l'aspetto sociale, l'aspetto poi anche di volontariato e la raccolta fondi è uno degli aspetti più fondamentali. Giampaolo Mancini, presidente della Lega Ciclismo per la WISP di Prato. Una piacevole consuetudine questa della Scia Montemurlo, una società che in un senso o nell'altro vi dà tanto da lavorare. Sì, è una consuetudine e un piacere, fra l'altro, perché quando l'amico Mauro, presidente appunto della Scia Montemurlo, ci invita, siamo veramente lieti di venire a fare questa festa, perché è una festa che tra l'altro poi sappiamo benissimo lo scopo per cui viene fatta, che è tutto il ricavato verrà dato in beneficenza, quindi oltretutto, oltre al piacere, è un dovere anche, via. La Scia Montemurlo, diciamo, ha questa doppia valenza, questa parte più di solidarietà, che è anche forse quella più importante, però è comunque una squadra ciclistica amatoriale e anche una società che organizza gare. Sì, è una società che almeno in passato con la WISP di Prato e anche con la federazione ha organizzato veramente tante manifestazioni. Ultimamente c'è stato qualche piccolo problema, quindi si era un pochino defilato, aveva rallentato un pochino il discorso di organizzare, però quest'anno ripartiamo in pieno, perché appunto nel mese di aprile, mi sembra di ricordare il terzo sabato di aprile, verrà rifatto, ci rifaranno con molto piacere il campionato provinciale appunto della WISP di Prato, e in più rimetterà in piedi anche quest'anno l'ormai classica crono della Culture Children, appunto, che è totalmente in beneficenza, e anche quella è una manifestazione oltretutto veramente bellissima. Andrea Signori, un esponente della squadra di calcetto della Scia Montemurlo. È una cosa un po' strana che una squadra di ciclismo, seppur amatoriale, ha anche una squadra di calcetto. La vostra attività qual è? In che campionato giocate? Serie C, base come campionato, e ora siamo iniziati da poco. Mi si è chiesto il presidente appunto se poteva farci il favore di creare una squadra di calcetto insieme a lui. Lui ci ha detto che gli faceva piacere averci nel gruppo con lui,
e ci ha fatto le magliette, che noi cerchiamo di portargli i risultati anche se per ora piano piano. La vostra però, cioè nella vostra squadra ci sono anche alcuni ragazzi che corrono anche in bicicletta, è proprio una simbiosi. Un ragazzo che fa bicicletta e calcetto. Dici la verità, com'è? È bravo, è bravo. È un elemento in più. Sì. Il fiato ce l'ha. Sì, l'importante è quello. L'obiettivo stagionale vostro qual è? Prima di tutto divertirsi, poi se vengono anche i risultati meglio, però l'importante è andare lì e divertirsi. Si dice CIA Montemurlo e spesso e volentieri si legge Tecnogiochi e Oriental Café, infatti non sono mancati Fabio Magelli e Sandro e Samuele Bonacchi dell'Oriental Café, che sono ormai degli amici più che degli sponsor per quanto riguarda la CIA Montemurlo, e ha fatto una sorpresa quasi a fine giornata anche Walter Santillo, che è venuto a dare il proprio saluto alla formazione. Altro nome importante vicino alla CIA Montemurlo è quella della Tecnogiochi. Fabio Magelli è qui con noi. Insieme all'Oriental Café il vostro è un altro nome inscindibile dalla CIA Montemurlo, e questa è una giornata, a Mauro non si può dire di no. Certo, una bella festa, un connubio con la CIA Montemurlo, poi anche l'Oriental Café, praticamente tirare avanti questo connubio, questa forza che si può dare alla CIA Montemurlo per andare avanti, per avere dei bei risultati, dei bei successi. Appunto anche la squadra vedo che ha fatto dei buoni risultati e quindi insomma sono contento, sono soddisfatto di questa cosa. La giornata di oggi serve sì per ritrovarsi, per ricaricare le batterie in vista della stagione che comunque è già ripartita per quanto riguarda gli amatori, però ha anche una versione anche sociale, di solidarietà, che non è trascurabile. Certo, la Hurt to Children, che anche noi contribuiamo un attimino a sostenere appunto la Hurt to Children per tutto il bene che fa questa associazione, è una cosa che personalmente a me dà soddisfazione, questa cosa qui. Allora adesso aspettiamo lo svolgersi del pranzo e poi vediamo quanto quest'anno sono riusciti a raccogliere. Quest'anno è stato un anno insomma non tra i migliori, comunque vedremo ora se si riesce a contribuire in maniera valida, via, diciamo così. Samuele e Sandro Bonacchi della Oriental Café, intanto cominciamo con Samuele. Il vostro è un po' un connubio di tanti anni con la CIA Montemurlo e questa è una giornata per ritrovarsi e salutarsi. Sì, ormai è tanti anni che non tengo neanche più il conto da quanti anni è che siamo in compagnia con la CIA Montemurlo, proprio in compagnia perché siamo uno sponsor, uno dei due sponsor principali, ma siamo amici e in compagnia andiamo anche in bicicletta, proprio per far vedere anche a tutta la squadra l'unione che ci deve essere all'interno di una squadra amatoriale, una squadra che ci dà anche delle soddisfazioni. Ci sono dei bravissimi ragazzi che ci portano a casa anche delle belle vittorie. E niente, lo spirito agonistico è bello, ma un pochino va messo da parte perché il bello dello sport è proprio lo sport per sé. Lo scorso anno, proprio in occasione di questo pranzo, parlavamo con Sandro di un'avventura che lo avrebbe aspettato di lì a pochissimi giorni. Era un reality che aveva come tema il caffè. Intanto com'è andata l'esperienza di un anno fa? Esperienza meravigliosa, un'esperienza che mi ha veramente segnato e cambiato la vita dal punto di vista sia umano ma anche professionale. Di lì è rinato un percorso nel mondo del caffè che non conoscevo, che era dato veramente a pochi di conoscere, quello della parte che c'è prima, quello che arriva qua, quindi il mondo agricolo, il caffè davvero come cresce e le culture, i riti, le popolazioni che invece per le quali invece è proprio vita, è proprio ciò con cui campano, con cui mandano avanti la loro esistenza. Per cui per me è stata veramente un'esperienza fondamentale per oggi rinnescare tutti quelli che sono quegli stimoli che ci porteranno veramente avanti nell'elaborazione del nostro prodotto. Il reality di per sé è andato anche bene da un punto di vista dei risultati, benché la parte diciamo agonistica e dei reality fosse quella un pochino più divertente all'altra dell'esperienza appunto professionale.
perché comunque sono raggiunto a livello di successo e di notorietà dei risultati importanti, perché comunque l'esperienza fatta sulla raccolta, sulla qualità del prodotto mi ha portato a essere primo fino agli ultimi giorni. Poi ho avuto anche una sventura, mi sono stirato, ho rotto un muscolo, insomma, però è stato veramente tutto fatto all'insegna del sorriso e della felicità. E da questo reality però diciamo l'esperienza non si è conclusa lì, perché sta procedendo, sta andando avanti sempre lavorativamente parlando. Sì, perché di lì è proprio partito quel lavoro nostro, che ci contraddistingue anche come torrefazione, quello di andare in piantagione a conoscere, a scegliere le materie prime direttamente. Tant'è vero che quest'anno, proprio questi giorni, sto presentando al SIGEP un nuovo campus di formazione, di alta formazione, che verrà fatto in Columbia, della quale ne sarò diciamo un pochino co-trainer e anche allievo, perché comunque non si finisce mai di imparare. Quindi nei programmi c'è un altro viaggio in Colombia. Sì, ad aprile, un 12 giorni in Colombia, sì. Walter Santillo l'avevamo lasciato un paio di anni fa all'arrivo della Chrono Coppia insieme a Berzin, che poi ci ha spiegato anche qualche retroscena. Ha tirato più Walter di Berzin alla fine. Non è che abbia tirato più io, e lui mi ha detto vai, io andavo, mi aspettavo che dessi il cambio, non me l'ha dato, ma comunque ci siamo divertiti. Poi lì l'importante era venire per uno scopo che era appunto quella della Cure to Children, che quindi uno scopo benefico e altamente umanitario, nobile. A questo proposito Mauro ha già strappato la partecipazione e l'adesione a ottobre prossimo. Guarda, non ci sono problemi, anche perché se sarò qui in Toscana, insomma, vengo senz'altro, perché a me piace andare in bicicletta. Poi questi ritrovi che sono un misto fra un raduno fra amici, lo sport, la beneficenza, il sociale, quindi perché no? Perché no? Appuntamento allora alla seconda settimana di ottobre. Seconda settimana di ottobre, anzi posso lanciare un appello per chi volesse farla qui a Montemurlo, una cronometro sempre a coppie, in cui ci si diverte e si fa anche del bene, insomma venite, perché è veramente molto carina, insomma io mi sono divertito moltissimo e si sono divertiti molto tutti, quindi perché no? Una CIA Montemurlo che è fortemente impegnata nel territorio e quindi non può che farsi forza della vicinanza dell'amministrazione comunale. Infatti era presente e rappresentava anche il sindaco, l'assessore allo sport Giuseppe Forastiero, come non sono mancati Domizio Spadi ed Enrico Bettanin a dare il proprio supporto anche con la loro esperienza di lungo corso nel mondo del ciclismo. Poi va un ringraziamento comunque a tutti gli sponsor e a tutti gli amici che sono stati vicini alla formazione della CIA Montemurlo. Nel corso della giornata è stata fatta anche una lotteria per cercare di arrivare a raccogliere ancora più soldi per destinare a questo importante progetto, del quale più tardi vi parleremo in modo più dettagliato. È una piccola nota di colore per quanto riguarda la raccolta dei soldi nell'arco della giornata. Una volta che siamo venuti a scoprire l'ammontare dell'assegno, della cifra che quindi sarebbe stata destinata poi alla fine per quanto riguarda questo progetto, i due principali sponsor, l'Oriental Caffè e la Tecnojockey, si sono resi conto che mancava diciamo pochi spiccioli a completare per arrivare poi alla cifra tonda, e quindi proprio seduta stante si sono, come si suol dire, frucati in tasca e hanno messo quella cifra che mancava per arrivare poi alla cifra tonda, che poi sarebbe stata di 3.000 euro appunto da destinare a questo importante progetto. Lasciamo adesso la parola alle personalità. Giuseppe Forastiero, assessore allo sport del comune di Montemurlo. Questa domenica si riesce a trovare un buco di posto per Mauronesi, perché la CIA Montemurlo e il progetto della Cure to Children merita la vicinanza dell'amministrazione comunale. Sì, merita, perché ormai sono anni che la ciclistica sta facendo un lavoro importante non solamente sul territorio montemurlese, ma addirittura fuori dal territorio nazionale, perché con l'associazione Onlus Cure to Children curano i ragazzi di Pristina. Allora riusciamo a fare sport più solidarietà, è un binomio vincente e noi ci stiamo. Domizio Spadi per il gruppo motociclisti pistoiesi. Proprio una settimana fa, in occasione della vostra festa, parlavamo del vostro sempre maggiore impegno sulle strade per fare il vostro lavoro, e a dimostrazione del vostro lavoro anche la vostra presenza qui alla CIA Montemurlo. Poi per Domizio c'è anche il discorso dell'amicizia che lo lega a Mauro. Sì, diciamo che qui è impossibile mancare, perché Mauronesi comincia a tempestare di telefonate a mesi prima che vuole la presenza, molto probabilmente per l'amicizia che ci lega, e anche perché sulle strade poi ci incontriamo alle gare ciclamatoriali che lui partecipa con tutta la sua squadra,
e praticamente siamo a contatto diretto con lui. Il vostro è un impegno sempre a 360 gradi, perché quando comunque la CA Montemurlo organizza le gare, mi viene in mente fino allo scorso anno anche la cronocoppia, che poi comunque verrà sempre rifatta, voi eravate presenti anche insieme ad altri gruppi di staffette. Sì, noi a quella manifestazione eravamo presenti perché Mauro Nesi volle la nostra presenza per motivi, diciamo, di collaborazione, e noi ben partecipavamo a quella gara, e peccato che quest'anno non è stata fatta per motivi che tutti sappiamo. Però noi collaboriamo anche con gli altri gruppi, perciò questa manifestazione faceva parte del nostro contributo a Mauro Nesi, che sicuramente merita questo, perché con la sua società che organizza e nello stesso tempo mette in piedi una squadra di ciclamatori, non è poco con i problemi che ci sono oggigiorno. E considerando i problemi e considerando soprattutto lo spirito con il quale vengono organizzate, perché poi la finalità è sempre quella della solidarietà. Credo che lo scopo di Mauro Nesi a mettere insieme una squadra col suo impegno, con i suoi sponsor che lo aiutano molto, credo che più che altro sia un discorso di amicizia, perché poi io ho corso anche nelle gare ciclamatoriali, facevo parte di squadre, e sicuramente poi nasce un'amicizia che non ti lasci tanto facilmente. Perciò poi diventa un motivo in più per stare insieme, per fare queste feste, per fare queste cose, che poi diventa esclusivamente amicizia. Enrico Bettanin, ex direttore di corsa, ma più che altro un amico della CA Montemurlo. Mauro chiama, non si può dire di no. Certamente, è per questo che mi sono mosso da casa per venire, perché Mauro è un appuntamento imprescindibile. E comunque anche l'occasione per rivedere facce amiche, si sta uscendo dall'inverno, tra poco ci ritroveremo tutti sulle strade, però all'inverno un po' di lontananza, almeno si rivede qualche faccia amica. Infatti, e molte facce che ho perso di vista, ma che penso di poterle ritrovare, insomma. E magari su queste facce o su alcune Enrico potrebbe raccontare tante storie che ha vissuto sulla strada. Evidentemente sì, perché per 40 anni sono stato su una macchina in giro quasi tutte le domeniche, per cui le mie avventure ce l'ho avute, insomma, ecco. A conclusione della giornata non ci resta che tirare le somme con Roberto Valerio, che ci parlerà della Curto Children e ci spiegherà anche il modo in cui opera e come è possibile anche aiutare questa importante associazione. E a conclusione ovviamente la parola al presidente della CA Montemurlo, Mauro Nesi, che si è lungamente impegnato nell'arco di tutta la giornata per la riuscita della giornata, ma non solo, e quindi lasciamo a loro la parola e con questi vi salutiamo. Roberto Valerio, per la Culture Children siamo a conclusione della giornata, abbiamo visto anche l'assegno con i soldi raccolti, però facciamo un attimo un passo indietro. Di cosa si occupa l'associazione della Culture Children? Perché probabilmente i nostri telespettatori la gran parte sa di cosa si tratta, però speriamo, ci auguriamo che ci sia qualcuno di nuovo, quindi spieghiamo magari brevemente. La Culture Children nasce 8 anni fa per volontà di un motivato gruppo di genitori. Io sono uno di questi che purtroppo abbiamo avuto la triste esperienza di vedere nostro figlio prima ammalarsi di una patologia oncologica e poi purtroppo soccombere a queste terribili malattie. E poi c'è una componente molto importante fatta di medici specializzati in oncologia pediatrica che per primi hanno creduto in questo progetto finanziandolo proprio di tasca propria. E quindi l'associazione si occupa di reperire fondi per andare nei luoghi dove abitano i ragazzi a curarli, per non in un certo senso dargli un ulteriore shock di doversi allontanare dal luogo natio e doversi curare. No, il problema è che noi curiamo questi bambini che di fatto si trovano a dover affrontare una sentenza inappellabile, perché si trovano in realtà emergenti dove purtroppo l'accesso a cure adeguate il più delle volte non è possibile se non si hanno risorse economiche sufficienti. Quello che facciamo noi è sostanzialmente l'inverso di quello che fanno tantissime altre organizzazioni. Invece di trasferire con viaggi della speranza bambini in paesi occidentali, noi andiamo direttamente in loco e li curiamo
sul posto, sosteniamo anche la loro famiglia con i medici locali. Questa è una caratteristica di Curto Cidre difficile da far capire. Sono i nostri medici che trasferiscono le competenze sul posto e i medici locali poi inizieranno a curare i loro bambini, e i risultati che ci sono in questi anni ormai siamo molto contenti di questo. Non siamo qui per ipotizzare quello che faremo, ormai abbiamo fatto, questi ragazzi sono diventati grandi, quelli che abbiamo iniziato a curare nel 2007, nel 2008, e sono guariti al pari dei paesi occidentali, e questo è un dato che fa molto riflettere. Ora stanno diventando i nostri testimoni, stanno aiutando, stanno diventando addirittura volontari nelle realtà appunto dove noi abbiamo operato in questi anni. E a questo proposito, ad aprile arriverà una ragazza in Italia, proprio qui, a testimoniare la sua esperienza, che lei è stata forse una delle prime a beneficiare di questa solidarietà. Lei è stata una delle prime bambine curata direttamente sul posto. Si tratta di Samira, una bambina kosovara, all'epoca bambina, 14 anni, un'età anche un po' difficile per gestire una malattia. Un adolescente chiaramente si rende conto di quello che gli sta accadendo, e lei ha vissuto anche con una certa sofferenza il fatto che la parola leucemia in quella realtà significava morire. Il fatto che sia stata curata lì, guarita, che tutto sia andato bene, una storia davvero a lieto fine. Oggi è iscritta all'Università di Pristina, studia psicologia, e poi i primi di aprile vuol venirci a trovare. Lei è una dei 340 bambini che abbiamo curato direttamente lì a Pristina, in Kosovo. E la vostra simbiosi con la CA Montemurlo sta dando frutti quest'anno, per dovere di cronaca. Un frutto un pochino più piccolo rispetto agli anni precedenti, ma niente dice che nei prossimi anni non andremo a migliorare. Sì, ma a differenza di quanto siamo portati a credere, non c'è bisogno di quelle cifre che i sistemi di informazione in generale ci fanno credere. Con risorse modeste si possono davvero curare e salvare la vita a tantissimi bambini. Questa è Curto Cidre. Il progetto del Kosovo fu legato, non si sa per quale strana casualità, forse perché era uno dei più vicini, non era certo il Pakistan, la Georgia, il Sri Lanka, l'India, dove siamo in maniera anche importante ormai da diversi anni, forse perché era più vicino geograficamente. Infatti Mauro ha avuto la possibilità di andare in loco e toccare con mano e conoscere questi bambini, conoscere appunto questi ragazzi, ed ecco che anche una risorsa così può sembrare modesta di 3.000 euro, noi con 3.000 euro paghiamo un'intera fornitura di farmaci salvavita per 6 mesi per l'intero reparto. Questo dovrebbe far riflettere tutti. Anche una piccola goccia è comunque importante per voi. Chi volesse in qualche modo aiutarvi, come deve fare? Deve prendere subito contatti con noi, andando nel nostro sito internet, con la pagina di Facebook, chiedere la nostra amicizia, il nostro contatto, scriverci e diventare sostenitori di Curto Cidre. Fare volontariato in Curto Cidre è questo, parlare di questa realtà, della nostra concretezza, e in questo modo ci possono aiutare in maniera importante, perché come ho detto anche prima abbiamo questo difetto di non investire o spendere soldi in pubblicità come fanno tantissime altre organizzazioni, e abbiamo questo triste primato di essere molto famosi nel mondo, più di 1.000 ingressi nel sito inglese al giorno, e purtroppo siamo degli sconosciuti in Italia con un 40 ingressi medi nel sito italiano. Ecco, vi chiedo veramente di appassionarvi a questa realtà, a questi bambini, e fare tante cose insieme a noi. Mauro Nesi, una grande fatica quest'oggi per te, la soddisfazione però di aver regalato sorrisi e di aver raccolto dei fondi per la Curto Children. Non ci credevo nemmeno io, perché quest'anno siamo stati penalizzati da non aver fatto manifestazioni, quindi è stata una bella manifestazione, una bella festa, un bel pranzo, e arrivare a raccogliere 3.000 euro senza aver fatto quasi niente, se non in primis il lavoro abbastanza importante che sta facendo Filippo Gronchi con le aste. Sì, un bel risultato, dai. La stagione per la CA Montemurlo è già iniziata, ed è già iniziata anche in modo positivo. Ma sì, anche se i miei non hanno ancora cominciato tutti, diciamo, hanno cominciato quelli un po' più scalpitanti, però abbiamo già dei risultati, si sta vedendo già che si pedala bene, e al momento abbiamo fatto soltanto piazzamenti. Non voglio far nomi perché non voglio privilegiare nessuno, perché li voglio ritenere tutti uguali. Fino a che non si vince non voglio far nomi, ma penso che presto vinceremo. Il 2016 per la CA Montemurlo cosa prevede? Ma ci siamo impegnati per prendere degli appuntamenti importanti, quindi abbiamo dato garanzia alla WISP di Prato di Mancini, che è sempre a lamentarsi,
però abbiamo preso insomma l'impegno di organizzare il provinciale per l'ennesima volta, che è una cosa oramai credo ci si possa sentire quasi nostro in sostanza. E poi diciamo di basi ci sarà sicuramente poi la Crono Cure to Children, ma in cantiere ci sono anche altri progetti, vediamo se siamo capaci di metterli poi in concreto. Dobbiamo per forza ricordare quello che è stato il 2015, che per voi è stata una stagione molto difficile, però tutto serve per andare avanti nel 2016 per cercare sempre di migliorarsi. Sì, 2015 pensavo fosse l'anno peggiore, quello che è stato a cavallo fra il 2013 e il 2014. E il 2015 ci ha messo veramente a dura prova. È stata una cosa abbastanza importante perché la perdita di Luca Castagnoli è stata una botta che cioè è una cosa indimenticabile, una cosa che non può passare sotto aspetti diversi, quindi quella ci ha dato una bella botta. Poi abbiamo avuto diversi incidenti, Niklas che si è fatto insomma ancora tuttora ne sta subendo le conseguenze del brutto incidente che ha avuto eravamo dietro a una gara ma non era in corsa, eravamo dietro a una cicloturistica e lì proprio si doveva fare una girata per preparare il finale di stagione, quindi siamo stati un po' sfortunati. Che dire, penso ci abbia rinforzato, penso che ci siano stati dei momenti dove magari prendi la decisione anche di buttare in monte tutto, però poi pensi a quello che potrebbe venire poi in seguito, che potrebbe magari mollare tutto e tutti, e quindi siamo andati avanti, se abbiamo rinforzato ancora la squadra, sempre più giovani, sempre più brillanti, sempre più pimpanti, quindi sono fiducioso per il 2016. Se la CIA Montemurlo è sempre sulla strada, deve ringraziare i due grandi sponsor come l'Oriental Caffè e la Tecnogiochi, le amministrazioni comunali che comunque vi sta vicino e comunque tutta una serie di associazioni e sponsor che vi danno mano. Ma sì, io a partire dagli sponsor più piccoli, perché ne venissero anche di quelli piccoli, per l'amor di Dio, in questi momenti, in questi periodi tutti siamo a cercare sponsor. Noi abbiamo la fortuna di non stare tanto a cercare sponsor perché ne abbiamo due importantissimi, e cioè mi rimane brutto anche chiamarli sponsor o chiamandoli altri così, collaboratori o così, perché siamo diventati veramente integrati. E quindi avere una Tecnogiochi e un Oriental Caffè ne sono veramente orgoglioso. Poi abbiamo anche altri piccoli sponsor, per l'amore di Dio abbiamo l'Autofficina Stile, ma non voglio rammentare tutti per non dimenticare nessuno, però insomma ci sono diversi sponsor sempre tutti importanti, quindi da non trascurare e loro ci fanno fare tutto questo in sostanza. Appuntamento allora al 16 di aprile per il vostro primo impegno organizzativo, poi per quanto riguarda tutti gli altri atleti già da qualche parte li vediamo. Sì, i nostri atleti, ho detto, per me è sempre presto, mi sembra sia troppo eccessiva la cosa di smettere di correre ai primi di dicembre e iniziare ai primi insomma, il giorno del 6 gennaio abbiamo fatto la prima corsa, per me ci sarebbe da rivedere un attimino qualcosa nel ciclismo amatoriale perché mi sembra ci sia un pochino troppa esasperazione. Troppa esasperazione, esatta, la parola giusta proprio, siamo proprio esasperati e mi sembra che si vada peggiorando, non migliorando, quindi ci sarebbe molte cose da rivedere nel circuito ciclamatoriale. Io voglio svelare che abbiamo qualche pensiero per organizzare anche qualcosa della federazione, non amatoriale, ma gente che corrono veramente, quindi vediamo un po' quello che si riesce a fare. Per ora rimaniamo poi negli amatori, ma io non voglio esasperare i miei ragazzi, a me non interessa che corrano la Befana e finiscano per dire a novembre, l'importante è che ci sia un bel gruppo come abbiamo fatto, perché abbiamo fatto un bellissimo gruppo, tutti giovani, tutti pimpanti e ripeto, quest'anno ci si toglierà sicuramente delle soddisfazioni. When everybody's stealing by dawn of a new day,